Qua un bilico, guarda che misteri, belgio. Questo qua si è grande. Boia. Che misteri. 20 metri di bilico e non hai garage per le bici, le tocca metterle fuori. Dio caro. Ma quando costruite queste robe non ci pensate? Oggi sono un universitario. No, non è vero niente, sono passato a trovare il Caldogno, facevamo un spris. No. Guardate, cosa fanno qua a Caldognos? Cioè, cos'è sta roba? Questa si chiama camera di Bragg. Odio arabo, no vabbè, in ignorantese, Sì, spiegalo in ignorantese. Praticamente tramite una sorgente radioattiva vendono gli effetti che fa su varie target che sono qui posizionati, girando questo, no? Ogni volta vedono le Cioè, quindi c'è roba radioattiva qua dentro? Adesso non più. Ah, ok. Adesso non più, adesso c'è. Insomma. Cioè, sta specie di... Questo cosa fa? Questo ti dà delle tensioni, a basse tensioni, è un alimentatore alla fine questo qua intero. Cioè, ma cosa serve? Cioè, Allora, in ignorantese però, sì, cioè. Esatto, allora, questo è un alimentatore che dà dell'alimentazione a dei moduli che servono a... Ah, quindi è una batteria che alimenta degli strumenti. È una batteria, un termine esagerato, è un alimentatore che usa delle schede, anziché essere delle schede messe sul tavolo, sono tutte quante infilate su un bus praticamente. Cioè, vedi com'è la vita? Un po' come quando la dicevano scherzosamente un tempo, so di non sapere, no? Cioè, più impari nella vita, più capisci che non sei un cazzo di quello che c'è nel mondo, perché ci sono tante cose, no? Poi magari sai cose qua e non conosci qualcosa della testa, magari delle persone. Appunto. È relativo al discorso, cioè, il problema è di cultura, il problema di ignoranza o non ignoranza, cioè uno deve decidere che cosa... Anche perché è tutto... Non può fare tutto nella vita, Certo, anche perché è tutto artificiale. Quindi nella vita di un essere umano, nel rapporto col mondo, cioè il mondo per carità è già una macchina estremamente complessa, ma queste sono cose che in realtà non esistono, sono state inventate dall'uomo. Quindi ulteriori cose in più ulteriori cose in più da imparare, da sapere, da... Regole, hanno trovato un sistema per dimostrare certe cose. E che comunque deve filare, perché non è che puoi dire facciamo così, ma deve filare poi alla fine. Ci vuole passione, ossia predisposizione. Cioè io mai vorrei fare un corso di fisica, per dire. Io ho voluto farlo, senza voluto... Vabbè, perché appunto ci vuole predisposizione. È abbastanza semplice come cosa, no? Da spiegare in maniera molto utile. Questi qua sono una serie di rivelatori, no? Di? Rivelatori, che rilevano. Se c'è della radioattività? Esatto, passando davanti all'oggetto, questi rivelatori, sì? Qui esce fuori una sorgente radioattiva che che irradia. Ovviamente a seconda del materiale cambia il tipo di risposta che hanno i rivelatori, perché questo uno è alluminio, uno è piombo, uno è coso, e quindi riescono a ricostruire come fosse una matrice, ricostruire quello che vedono. Infatti nell'esercizio finale che fanno i ragazzi era una scatola nera in cui non sanno cosa c'è dentro e devono risalirla tramite i movimenti, spostando il carrello a vedere quello che c'è, e riescono a ottenere gli oggetti che sono messi in forma strana con abbastanza sicurezza. Incredibile. Cioè no, incredibile che credo, cioè se me lo conta il Caldonius che credo, incredibile nel senso... Prova a dirmi no. No, nel senso eclatante, nel senso... Questo è un altro semplice perché ogni materiale che noi abbiamo... Cioè è strano, cioè voglio dire, dalla gita al panificio che abbiamo fatto alle elementari e adesso essere qua con tutti questi macchinari che esaminano le scorie nucleari e il pellet. Il pellet radioattivo. Ma come il pellet radioattivo? Cazzo, perché al tempo di Chernobyl, sono entrate nell'atmosfera parecchie attività radioattiva. Il legno li ha assorbite col tempo. E tu facendo un'esposizione lunga con dei rivelatori, riescono a vedere la quantità che ha assorbito il legno di... Cioè quindi lì c'è della radioattività, quindi... ma c'è anche nel potassio, la banana è radioattiva, perché il potassio è una sostanza che ha una cosa... Ma quindi è dannosa? In grosse quantità sì, noi diciamo pintare di banana è presso radioattivo. Sì, poi c'è anche chi non le mangia, ne fa altro uso, quindi... Anche la lava del vulcano è radioattiva. Questa è dell'Etna. Esatto.
porfido e radioattivo, ce ne sono di materiale radioattivo. Ma quindi il pellet, scusa un attimo, cioè io lo brucio a casa mia, facciamo finta che lo brucio e cosa succede? Cioè, la cenere che rilascia il pellet è anche quella radioattiva, perché rimane una piccola parte. Ma va nell'aria? Cioè, cosa va succede? nell'aria, ma una piccola parte rimane all'interno della cenere. Se tu metti la cenere è in maggiore quantità di vedere questo picco, perché la cenere ce n'è di più, perché assieme alla cenere ci sono anche altri elementi del pellet. Noi avevamo una volta la cenere così. Comunque questo è carino perché gli studenti magari si portano da casa, da dove sono loro, dei prodotti da vedere, anche l'orologio è radioattivo, c'è tutte cose radioattive nella vita che non sappiamo effettivamente. Cioè, quindi... non sono radioattive che sono pericolose, dannose, però purtroppo è questo che fanno parte. Quindi se mi somona perché avevo la stufa a pellet. No, aspetta, parentesi, che magari non interessa a tutti, ma il pellet austriaco? Mm-hmm. Sì, che uno pensa al pellet di Dracula, no, il pellet austriaco. Rumeno è ancora peggio. Sì. Anche i funghi sono radioattivi, è lo stesso principio, no? Anche i funghi hanno preso col tempo l'attività radioattiva di Chernobyl e continua a essere per anni. Anche dove vengono? Questo qui viene dalla montagna nostra, ma sono funghi porcini, vedi? Anche questi qua sono radioattivi, ma non di suo che il fungo sia radioattivo, perché il fungo è una spora, qualcosa che assorbe, e purtroppo abbiamo tempi che durano tantissimo per i valori che hanno. Se parliamo di ceci stiamo parlando essenzialmente. Però sempre presi in piccole o normali quantità non succede niente. Cioè mi mangio il riso con i porcini. È solo strumentale che lo vedi. Ok. Non è che tu vieni col Geiger qua. Difatti, no, se no si spase via qua. Okay. Cioè, loro fanno l'analisi, hanno il computer, hanno tutti gli spettri in cui disegnano le varie cose e analizzano, fanno i confronti e vedono essenzialmente. Ok. Ringraziate il Marcus Caldonius. Bello, qui sei guarda anche a sinistra, guarda che te magari non hai mai visto queste robe qua. Qua sei a Ponte nella Priula, in provincia di Treviso. È un ponte di interesse storico bellico. Bellico non nel senso che è bello, cioè anche bello, ma bellico nel senso che ha a che fare con la guerra. Ok, ho provato quell'app che mi avete consigliato, Magic Earth per navigare con il camper, è un navigatore satellitare gratuito per camper dove tu imposti le misure, no? Io ho messo 2,50 di larghezza o 2,40 e altezza 3 metri e lunghezza 7 e niente, mi fa fare il passo San Boldo. Taci che mi è venuto il dubbio e ho ricontrollato perché no. Quindi io direi Magic Earth bocciato in pieno, adesso lo disinstallo. Dopodiché mi ha trovato un'altra alternativa e l'alternativa, cioè una stradina in cui non so neanche se ci passo da solo, cioè mamma mia, da panico ragazzi. Adesso proviamo l'altro, cos'è l'altro? Eurowag mi fa passare per Belluno, per carità è giusto, ok, per evitare il passo San Boldo è giusto, però questo vabbè ti sto dicendo dei dettagli che possono interessare solo a chi visita le montagne venete, ma tu pensi che sia così, in realtà no, con questi dettagli tu capisci come possono funzionare questi programmini. A me personalmente hanno funzionato da culo. Se passi per Valdobbiadene, Segusino, Quero e via discorrendo, la strada è ancora più semplice e 3 km più corta. Quella non viene proprio proposta. Quindi disinstallo anche quello e niente, Google Maps e te lo studi prima di partire, un po' di vista satellite dove vedi se sono tornantini o dubbi, cose del genere, metti l'omino del Street View e basta. Cioè è una vergogna, tutta la giornata che guido, guarda, però poi alla fine essere a Valdobbiadene. Cioè non hai idea di quante bestemmie, potevo essere già su a Canazzei, cazzo. Vabbè, dai, porca troia. Ara qua, dove mi tocca verso l'ufficio, ho un'assistenza tra 20 minuti e niente, lavoro qua, dal parcheggio del Lidl, con vista gente che parcheggia. Ah, bellissimo. D'altronde, pensa a chi sta peggio di me, c'è gente poveretta che lavora dentro a dei grattacieli e fuori non vede altro che grattacieli e condomini, manco... io come si dice porto pazienza un attimo e dopo vado a lavorare sul lago del Mis. Mamma mia, non finivo più di fare assistenze. Allora non so come mi è venuto in mente di controllare Google Street View per il parcheggio del lago del Mis, sì, forse perché volevo vedere se era illuminato, no? Perché arriverò col buio, e hanno messo la catena per limitare
per non far entrare i camper. Perché? Perché davanti c'è un'area camper a pagamento, hai capito? Di tutto quello che vuoi, ma resta sempre una vita assurda. Cioè, un giovedì così super settimana, che trasloco la casa, vado in montagna, cioè... come avevo detto in qualche... Aspetta che smasso, Dio caro, a me canta sempre sola sta qua. Ma c'è una roba terribile. Come avevo già detto tanto tempo fa, può capitare a tutti di vivere delle cose fighe nella vita, delle cose belle, eclatanti, ma se queste cose belle, eclatanti, che può essere anche la compagnia di una persona a volte, no? Ce le hai tutti i giorni, non le apprezzi più dopo e quindi devi un attimo tornare indietro. Non serve staccarsi dalle robe belle, non serve, quella è roba per i bambini. Noi che siamo grandicelli possiamo semplicemente concentrarci e renderci conto della loro bellezza senza avere bisogno di allontanarci da queste cose per sentire poi quanto ci mancavano. Quelle sono minchiate da ragazzini, dai. Poi ti guardi mai allo specchio da vicino, come sei fatto, i tuoi occhi, il tuo volto, no? Riesci quasi a entrare in te stesso vedendoti davanti e pensi mai che quella cosa, quella persona che tu vedi fra qualche anno non esisterà più? Ma non esisterà più, al di là di ogni religione, non esisterà più per tutti, per tutto. Siamo un po' come la canzone Dust in the Wind, la polvere nel vento, cioè un attimo così, un attimo che questo essere vivente nasce, tra virgolette, ossia si rende partecipe di questo mondo, ha questa consapevolezza della propria esistenza e poi ciao, basta, è finito. Un po' come i dinosauri, no? Anche loro erano nati, si sono evoluti in queste forme, ok? E poi sono morti, addirittura si sono anche estinti. Eh sì, loro sì, mentre noi in teoria dovremmo tirare avanti ancora per un bel pezzo, come generazione intendo. Va, adesso torno a lavarmi i denti. No, sono importanti queste cose, ti servono a saper vivere meglio il tuo presente. Il tuo presente è il tuo tempo e il tempo è la vita, ragazza. La vita non è altro che il tempo. Dal cesso avrei anche una bella vista, ma non è che posso stare sempre in cesso, porca miseria. Così mi sposterei adesso. Non te l'ho anche detto, c'è la chiusura dei passi. Oggi, questo sabato, toccherà il passo Sella, che è quello che avevi visto quando siamo andati in moto, che avevamo trovato la neve. E cosa significa? Lo si può fare a piedi o in bicicletta, quindi saremo io e Thomas, guarda che te spoilerò già tutto come i piloti di Formula 1. No, ma ti spiego come voglio farti entrare in sta vita come aspetta, prima mattina, Dio caro, comunque su sto mood, sto vivere in camper e lavorare in camper, insomma, dai, porta pazienza. Quanto io appunto oggi devo lavorare, oggi è venerdì e tra l'altro è anche una giornata un po' più intensa perché devo chiudere delle cose, poi ci sono i conteggi eccetera. E quindi ho il problema, l'eterno problema, anche se ormai al giorno d'oggi non dovrebbe esserci più, della connessione internet. Cosa succede? Io volevo andare, non so perché ti spoilerò sempre tutto, per raccontarti appunto come che vive uno lavorando in camper. Volevo andare dove eravamo andati quella volta io, Ulfo, a zona Canazzei, ti ricordi, riva a Ruscello con le tende in moto, il giorno prima di partire per Tenerife, che ho fatto la notte in bianco perché faceva freddissimo. Eccoli, non so se c'è la connessione internet, però direi ma sì dai, rischiamo e partirei già adesso, perché è inutile, ecco questo è un altro aspetto, volevo raccontarti del mio lavoro, che io adesso mi metta a imbastire l'ufficio, cioè metti il monitor, il computer, tac, cavi qua e là, e che dopo fra 4 ore è ora di spostarsi, hai capito? Quindi direi proviamo adesso. Estate le tisane si scaldano sempre con il microonde, questo perché c'è corrente in abbondanza da vendere. Il microonde non riscalda l'ambiente, al contrario di un pentolino, ok? Pentolino per scaldare l'acqua. Ho preso tardi il telefono, c'è un panorama con quegli effetti di luce stupendissimi. Adesso invece vedi la strada, vedi 3/4 di strada. Sempre bello il lago di Alleghe. Saranno tanti posti belli, però navigando con Google Maps, se ogni volta
me li devo segnare, perdo la navigazione. Con Waze mi fa fare strade assurde, qui Waze va benissimo per la moto, e quindi attendo quel strafante lì della Toto, dovrebbe essere una strafigata, che in teoria, se non ho capito male, ha il navigatore a sé, cioè usa Google Maps per i cavoli suoi, sincronizzato con i preferiti miei del mio account Google, però è a parte, quindi posso usare il telefono se vedo un rubinetto, un parcheggio strafigo, eccetera eccetera, senza perdere la navigazione, perché altrimenti dopo succede che dici vabbè la prossima volta, vabbè lo farò la prossima volta, e non segni niente, perché guarda che veramente a Sottoguda, in zona Sottoguda, ho visto dei posticini e dei parcheggi tattici dove sostare col camper. È limpidissima, Fioi, per non strapazzare il motore la sto facendo tutta in seconda 2500-3000 giri. La ripidità è segnata al 15% e ti garantisco, aspetta che puso qua, che si sente, porco cane, ma stiamo continuando ad andare su in seconda senza problemi. Aspetta che te riciappo e mi serviva anche le mani. Guarda che questo è un canale che guida in sicurezza, porca miseria, cos'è possibile filmo, che non è possibile no. Eccoci qua ragazzo, benvenuto nel Trentino. Pam, param, pam, 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 pam. Mamma mia quanto freddo quella sera, la notte che siamo arrivati in moto, cioè, soprattutto io, perché ti ricordo che avevo un Monster 620 che era la moto più fredda del mondo, fredda nel senso proprio anche le temperature, perché praticamente non aveva le carene, quindi il motore era perennemente freddo, dopodiché era completamente scarenata anche davanti, non aveva il cupolino e quindi mi beccavo tutto il freddo. Poi magari io neanche non mi aspettavo tutta sta rosa, e anche perché insomma eravamo tipo a agosto, fine agosto, e quindi ho battuto tanti con le brocche, non riuscivo neanche a fare le curve, avevo le braccia tutte tese. E questo per dire cosa? Che senso ha sta roba? Per dire guarda te, apprezza quello che hai, cosa? La moto ti fa congelare? No, Dio caro, sta attento. Cos'è quella roba? Occhio, un animale selvaggio, Dio caro, una marmotta! No, c'era la marmotta! No! Ho perso la marmotta! Vabbè, cosa stavo dicendo? Che vedi adesso col camper, fotocamera su iPhone sta usando il microfono, cazzo è sta roba? Col camper apprezzo che sto rifacendo le stesse strade e al calduccio tranquillo qua. Quando ti dicevo i posticini tattici per farti la van life, intendevo anche questi. Aspetta che io mi fermo un attimo, non a fare la van life ma a pissare, in più anche mi segno il posto. Guarda il Cristo che indica e giudica il camper con la scritta Ducati. Ho un po' l'impressione che sia cambiato molto. Era qua una volta, che bello con l'uscelletto. Una volta forse è andato giù a fare la van life, adesso hanno messo quel palo. Mi pare, sì, qua no, non è cambiato niente, a posto. Vedi, io avevo segnato questo posticino qua, che era davanti dove ci siamo messi io e l'Olfo, e si fa la van life qui, secondo me. Hai capito? Il telefono prende 2 tacche di 4G, sto pensando per il lavoro, sai, ste robe. E il router invece, ai 0 tacchette, casomai provo a spegnerlo e riaccenderlo. Vabbè, tanto ho 200 giga nel telefono. Solo che, visto che ero qui tranquillo, stanotte potevo far caricare i video del canale, no? Perché questo qui ha i giga illimitati. Quella volta 11 euro in 4G Plus con giga illimitati. 11 euro al mese, incredibile, ma vero? No, niente, confermato, 0 tacchette o una tacchetta, ecco sì, che ormai dopo vedo. Allora, Fioi, oggi questo è il mio giardino, gonfiate legne da sistemare, porca miseria. Ecco, qui è dove abbiamo fatto la tenda life, io e il Finferlo di Olfo, che per carità andava anche benissimo, solo che se ti ricordi, 50 metri più in là c'è il cancello per il paradiso, non nel senso che te mori, oppure sì perché le orsi, vabbè, ma c'è questo sentiero dove non passano le auto, dove non passa nessuno, che è veramente stupendo, c'aveva questi panorami incredibili. Vatti a vedere il video, non so come si chiama il video, se vuoi guardarli in ordine cronologico dovrebbe essere l'ultimo prima del viaggio a Teneriffa. E quindi dove abito oggi? In mezzo alle legne. Vabbè, dai. È un ufficio rilassante, sì, dai, guarda. Sì,
Sì. È andato via il van life, sono rimasto da solo come una marmota. Bene, è andato via anche il sole, che quando va via il sole io posso tirare la tenda, perché sennò mi batte il sole negli occhi e vedere meglio fuori, tutta un'altra roba. Non so neanche a me, perché forse non ti ho neanche detto, praticamente io ho portato qua Thomas perché una volta all'anno chiudono dei passi di montagna per fare circolare un po' la gente a piedi e in bicicletta, no? Noi dovremmo fare il passo Sella, però adesso che vedo sto sentiero, non faceva schifo. Ah sì, qui dovevo mettermi con la tenda quella volta. Accidenti, però. Sono proprio dei bei sentierini. Porco cane. Non so neanche a me cosa fare, cosa non fare. Il ristorante. Qua ti puoi mettere anche i piedi a mollo d'estate, però fa vedere se ci sono punti fondi per fare il bagnetto. Beh sì, dai, lì direi quasi 1 metro in quell'angolo lì. Non è male, certo sarà acqua ghiacciata anche d'estate. Sì, ora qua un'altra discesa, aspetta che non sbriso cos'è. Ricorda molto San Francesco. Beh oddio, la Val d'Arzina era più bella come ambientazione del torrente, però qua c'hai delle montagne più fighe. In più, aspetta, sa che siamo in discorso, ti confermo che a San Francesco, ossia quell'area camper dove mi vedevi tra virgolette spesso nella Val d'Arzino, è tutto a pagamento, hanno messo l'area camper a pagamento, o meglio la stavano ancora costruendo. C'ero passato in moto, mi ero fermato un attimo a mangiare un panino e dopo ho detto ma sì dai, aspetta che esco passando per l'area camper, giusto così, sai, per vedere, per rievocare un po' i ricordi, perché è una vita non ci vado, e c'erano tutti i lavori, quindi sicuramente io ho detto che è a pagamento, ma perché è sicuro che è a pagamento, cioè già andava benissimo, fanno tutti i lavori, asfaltatura, ampliamento, qua e là, ovvio che sarà a pagamento, anche perché San Francesco non l'ho mai capito, cioè tutto bellissimo, ma dov'è uno che può andare a spendere? Che uno se vuole farsi un po' le vacanze il fine settimana là, è ovvio che è obbligato ad andare a spendere, ma ha solo il baretto lì, quel ristorantino, non è che ha i negozietti, il macellaio, il fruttivendolo, questo, quello che altro. Quindi è una di quelle aree camper che io non ho mai capito, perché le aree camper, intanto che cammino e torno in ufficio te descrivo cosa dovrebbero essere le aree camper. Le aree camper dovrebbero essere 2 cose. Allora, la prima cosa è un servizio, ossia se uno è per strada, ha bisogno di caricare e scaricare oppure è stanco, ha questi punti intermezzi, ok? E allora lì uno può anche dire vabbè, mi dai tutti i servizi, non c'è un cazzo da vedere, non ci sono ristorantini, non c'è niente di niente, è giusto diciamo anche che paghi, cioè è un servizio in cambio di niente, quindi è giusto che paghi, è più che giusto. L'altro lato invece delle aree camper, ossia di cosa dovrebbero essere altri tipi di aree camper, dovrebbero essere un'attrattiva per il turista camperista, il quale, aspetta che mi era venuto il crampo a mano, il quale vede l'area camper, si sente non si sa perché più sicuro, come anch'io mi sento attratto dalle aree camper e non me lo so spiegare, dici boh, forse non so, mi dà quel senso di sicurezza perché non ho mai sentito che aprono camper nelle aree camper o cose del genere, e una volta che sono lì posso acquistare, quindi l'area camper gratuita chiama il turista, che il turista una volta lì va a prendersi il caffè, va a prendersi la biretta, va a far colazione, va a prendersi il prodotto locale, gli serve roba perché gli manca in frigo, va a fare le attrazioni può essere, non so, tipo gli slittini che vai su con la funivia, quindi paghi la funivia, oppure adesso non mi viene in mente, ma tante altre robe, o tipo i wild park, sai, quelli con le funi che ti appendi, eccetera eccetera, oppure noleggiare una canoa o 1000 altre cose, ecco. E purtroppo i comuni non le hanno proprio molto ben capite queste cose.
Sentire qua, mamma mia, ho l'asciugatrice a raggi solari, è una cosa mostruosa. In 5 minuti a te asciuga tutto e non sa neanche da freschino. Bello tutto, però io mi sposterei un pelo più avanti. Aspetta, mi pensavo proprio qua che vedo anche a meglio un fiantino il ruscello, eccolo là, perlomeno manca il rumore del ruscello. Eh sì, codormo, sì. Quindi rifemo da capo. Dove riabito oggi? A qua. Ma stavolta dove ho sconto? Ho appena visto. Ah, qua. Vedi tu? Stavolta con un piccolo scorcio anche del torrente e i tronchi. Serve legna. Adesso non può fare il chef. Ma fioi, le carote grattugiate straffine con burro, olio, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Ho visto la faccia interrogativa che hai fatto. Ma ti ricordo una cosa, guarda qua, quello che ne ho fatto poco perché poi dovrò andare da Alessia. Quello che si faceva in Scozia, si fa bollire in un pentolino del burro con olio di oliva, aglio spremuto e prezzemolo, poi si fa solidificare e viene questa crema da spalmare nel pane. Meglio in un pane appena tirato fuori dal forno, bello ancora croccante e caldo. A me par quasi un scherzo, non so mia se crede che è mia sta roba qua. Op. No dai, forse se è vero. Sì dai, il tieni. Op. Ah, che bella giornata, fioi. Andiamo a vedere di là se continua. Sì, continua, perché da Google Maps non lo vedi, devono aver fatto le foto di notte, non capisco, è tutto nero. Questa zona qua è tutta nera, invece no, vedi. Il bello di lavorare in proprio, ricordatelo sempre ragazzo, è che in momenti tipo questo, dove proprio un po' di stanchezza, perché ho avuto un po' un periodo che dormivo poco, perché il sole al mattino mi alzava presto, sai, col cambio di stagione, e la sera sei pitocchi col telefonino, guardi 2 troie su Instagram, eccetera, e si fa tardi e dormi poco. E quindi oggi non ho voglia di lavorare, non lavoro, adesso mi monto un video o gioco all'Xbox. Porca miseria. Mentre la vera ansia, la vera oppressione ce l'avevo quando lavoravo come dipendente. Lì mi sentivo veramente in gabbia. Qua adesso invece, quando tu ti crei comunque un polmone, un salvagente necessario per sopravvivere, è tutto in discesa. È tutto in discesa, una pacchia. Cioè io continuo a lavorare perché mi piace, cioè proprio il mio lavoro è una roba proprio inspiegabile, cioè per me è come dire un appassionato di moto che lo paghi perché si va a fare i giri in moto nei passi e lui dice ma non è un lavoro, è uguale al mio, cioè mi piace da matti far siti internet, far tutto ciò che c'entra, quasi tutto ciò che c'entra con l'informatica. E quindi continuo a lavorare anche quando non serve, non dico mai di no ai clienti, rispondo a qualsiasi ora, eccetera. Però dentro di me c'è la consapevolezza che posso non lavorare, tipo adesso oltre alla consapevolezza c'è anche la pratica. Guarda, non ho voglia, proprio su stufo, chiudo, basta. Oggi niente. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante a lavare gli avanzi della gente elegante, ma tu dicevi il cielo è la mia unica fortuna e l'acqua dei piatti non rispecchia la luna. Tornasti a cantar storie lungo strade di notte, sfidando il buon umore delle tue scarpe rotte.